Con la diffusione della navigazione a vapore nella seconda metà dell'Ottocento la distanza fra i continenti si accorcia e le compagnie di navigazione inaugurano la stagione delle migrazioni. Genova, New York, Napoli, New York, Messina, New York, Palermo, New York. I primi porti da cui partirono i siciliani furono di quelli di Palermo, Napoli e Genova. A partire dal 1904 si aggiunse una linea diretta da Messina a New York. A partire dall'ultimo decennio dell'Ottocento le compagnie di navigazione cominciarono a diffondere i propri agenti e subagenti nell'intero territorio dell'isola. La navigazione generale italiana e la Veloce sono le più presenti, ma la concorrenza delle compagnie straniere è molto agguerrita. Distribuzione percentuale degli agenti che rappresentano le compagnie di navigazione operanti in Sicilia, dati riferiti al quinquennio 1918-1923. La navigazione generale italiana è il 17% degli agenti, la compagnia di Brema 8%, la Veloce 10%, la Sicula Americana 12%, la Compagnia d'Italia 6%, la Compagnia Conte Rosso 5%, la Compagnia Cunard Line 5%, la Transatlantica Italiana 4%, la White Star Line 4%, l'Anchor Line 3%. Nel quinquennio 1918-1923 operarono in Sicilia 539 agenti ufficiali, in rappresentanza di oltre 20 compagnie di navigazione. Il loro compito principale, insieme con la vendita del biglietto, era quello di diffondere il sogno americano. Copertina del registro ufficiale di un agente dell'immigrazione. La sede di Messina della società La Veloce, ricostruita in baracche di legno subito dopo il terremoto del 1908. La lettera del procuratore generale della Sicilia della Northernshire Lloyd di Brema al sindaco di Marsala per trovare un agente locale. Per gli agenti ufficiali delle compagnie di navigazione era spesso difficile la propaganda nei piccoli paesi, così venne affidata un'ulteriore rappresentanza non ufficiale a gente comune, socialmente inserita nelle piccole comunità. Questa pressione capillare sul territorio costituisce la maggiore causa esterna del fenomeno migratorio. Compagnie di navigazione stanziate presso i porti di Palermo e Messina. Gli agenti ufficiali delle compagnie di navigazione trattengono il 3% del prezzo del biglietto. I subagenti non ufficiali trattengono l'1,50% del prezzo del biglietto. Questi in bianco sono i subagenti non ufficiali e questi in giallo gli agenti ufficiali delle compagnie. Il principale strumento di propaganda usato dagli agenti ufficiali e non ufficiali dell'emigrazione erano le guide prodotte dalla compagnia di navigazione e qui con particolare enfasi venivano esaltate le possibilità di successo degli immigranti in terra straniera, ma non sempre le cose scritte rispondevano al vero. In America c'è pane e lavoro a volontà, solo chi non ha voglia di lavorare viene buttato fuori dal paese. A New York le case sono in torri alte anche 300 metri. E più in alto si va, più ricche sono le case, i rubinetti dell'acqua sono d'oro e d'argento. Vuoi sapere che succede appena arrivi nel porto di New York? 10-20 persone ti chiederanno se vuoi un lavoro. Tu scegli quello che più ti piace. E tua moglie, se sa cucire avrai il lavoro a casa, non deve neanche uscire, saranno le fabbriche di vestiti a portarti il lavoro. Se vuoi diventare un venditore di frutta,
Non hai bisogno di fare molta fatica, basta solo la tua forza di volontà e la voglia di lavorare. Appena riesci a guadagnare un po' di soldi, procurati un carretto. La mattina presto vai ai mercati generali, compri un po' di frutta e vendila durante il giorno per le strade di Manhattan. Guadagnerai tanti soldi che ti permetteranno in un anno di comprarti un negozio. Una guida per gli emigrati molto diffusa in Sicilia nel primo dopoguerra era quella di Filippo Consolino. Questo giovane professore ragusano aveva personalmente fatto l'esperienza dell'emigrante e aveva raccolto con precisione dati ed elementi che potevano essere utili a chi si accingeva a partire. Ho scritto questa guida per correggere le tante bugie degli opuscoli distribuiti dalle compagnie di navigazione. Ho cercato di dare ai nostri emigranti le informazioni più utili che sono frutto della mia personale esperienza di emigrante. La copertina e le prime pagine della guida redatta come epistolario alla moglie dell'immigrato emigrante Giorgio Consolino.